Premetto che se c'è qualcosa di efficace e concreto in questa norma e che assolutamente condivido è la previsione appunto riguardante il personale e quindi già a mio modo di vedere i 3 anni di previsione iniziale per l'adeguamento sono più che sufficienti, quindi non condivido l'allungamento di un ulteriore anno. Io intervengo in questo articolo in particolare riguardo al comma 3 dell'articolo, che prevede il fatto che appunto i vari enti, tra cui università, fondazioni, gli istituti tecnici, eccetera, tra cui anche le istituzioni scolastiche statali, ma soprattutto paritarie di scuola secondaria superiore, non sono soggetti ovviamente ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi ed avvisi. Ecco, mi piacerebbe che all'interno di questi bandi e avvisi, Assessore, si possa introdurre, come è stato fatto in occasione del regolamento sugli anticipi di cassa alle scuole paritarie, si possa introdurre la previsione che le scuole paritarie, le istituzioni scolastiche paritarie di scuola secondaria superiore, per avere accesso automatico, diciamo, a questi finanziamenti pubblici, debbano rispettare quelle che sono ovviamente le normative nazionali, che non sempre rispettano, perché è evidente che non sempre rendono pubblici e accessibili pubblicamente i bilanci e i dati, come abbiamo visto anche delle frequenze per esempio degli alunni disabili, e quindi all'interno dei bandi e avvisi che riguardano anche i finanziamenti della formazione professionale si specifici, si renda chiaro che devono essere rispettate queste normative e che non è automatico, diciamo, l'accesso a questi bandi. Grazie.